Cari telespettatori, ben ritornati con noi, secondo giorno in cui sono riprese le nostre trasmissioni in diretta. Ve lo ricordo perché durante il periodo estivo c'erano le varie repliche, quindi voi potete mandare i vostri messaggi, potete anche chiamare, ci sono ancora le linee che vengono riaperte naturalmente, potete porre le domande ai nostri interlocutori. Argomento odierno, argomento caldo ai noi, facciamo i conti e nelle famiglie, più che nel nostro Stato italiano che i conti non si capisce come li vanno a fare, i conti si fanno e come, sono anche conti che molte volte fanno disperare la famiglia stessa, fanno piangere perché non tornano questi conti, ci sono delle previsioni come non contano, non tornano certi conti a livello macroeconomico, così molte volte non tornano le famiglie, ci sono gli imprevisti, ci sono delle gestioni economico-patrimoniali che sono molto difficili, ci sono degli imprevisti che intervengono, ci sono delle spese che vengono fatte prevedendo determinate entrate e poi c'è la situazione che purtroppo si verifica quando viene a mancare una fonte di reddito e allora bisogna rifare nuovamente i conti. Ma parliamo anche di mutui, parliamo di finanziamenti, di anatocismo, di rapporti con le banche, di polizze assicurative che vengono fatte in certe situazioni e molte famiglie sappiamo che si trovano in gravi difficoltà. Ma come gestire la contabilità della propria famiglia? Il Codacons, che è qui con noi ospite, vi presento i nostri interlocutori odierni, il professor Ignazio Conte della Codacons, ben arrivato, grazie di essere qui con noi, Federico Loffredo, consulente dell'economia della famiglia sempre di Codacons ed è anche commercialista, quindi come anche commercialista è Andrea Morino, sempre consulente dell'economia familiare, ci aiuteranno a districarci in questo complesso mondo. Peraltro, professore, facciamo i conti è anche un progetto molto importante che voi avete portato avanti coinvolgendo anche i comuni del territorio per avvicinarvi alle famiglie e mettere sotto la lente di ingrandimento quelli che sono questi problemi rilevanti, vero? Che sta giungendo a termine questo progetto, certo. Insomma. Il nostro approccio è duplice. Da una parte esaminare attraverso il dialogo con la cittadinanza quali sono le problematiche specifiche del territorio di alcune famiglie e l'altro approccio è quello di cercare di prevenire, quindi usando l'esempio di ciò che è successo ad alcuni, insegnare come evitare che possa accadere ad altri. Qui c'è da fare una riflessione. Cioè, spesso ci si trova di fronte a un indebitamento eccessivo, a degli imprevisti non previsti, come diceva lei. Però c'è anche un po' di responsabilità, un po' di ignoranza, forse un po' di leggerezza anche da parte delle famiglie, dovuta a volte a trovarsi in situazioni che sono il frutto di una debolezza, diciamo, al consumo un po' eccessiva, che adesso la crisi sta ovviamente mitigando, sta arginando, però si possono spendere i soldi della famiglia in maniera intelligente e si può difendere la famiglia da quelle cause, soprattutto le varie dipendenze, la ludopatia, la droga, l'alcol, perché sono veri e propri attacchi mortali al bilancio inteso dal punto di vista economico, ma anche alla famiglia intesa proprio come istituzione. Ecco, lei ha accennato alla ludopatia che è proprio una patologia, certo. Peraltro ne sono anche convinte le persone che si danno al gioco, soprattutto non stiamo parlando tanto di gioco d'azzardo quanto soprattutto tutte quelle forme di gioco automatico, elettronico, eccetera. Però non si riesce ad arginare ed è una piaga pazzesca per tutta la famiglia. Voi lo riscontrate questo come fenomeno? Sì, è diventato dilagante, Si aggira intorno alle 800-900 mila, ormai il numero delle persone anziani che sono tantissimi. Anziane anche. Anziane, ci sì, sono... infatti non volevo chiarire. Non voglio essere antifemminista, ma ci sono veramente tante donne, diciamo di una certa età, e lo si vedono nei bar, a giocare alle macchinette. Lo slot, insomma. Lo slot è diventato proprio... A proposito di questo, ecco, e sempre nel tema, c'è un istituto bancario, di cui non faccio il nome, ma che ha avviato una carta di credito che inibisce la possibilità di essere spesa qualora
si tratti di gioco. E Quindi questo è un consiglio per i familiari che sanno di avere nel proprio esatto, entourage. si può avere una carta di credito, un po' come il telefono una volta, no? Certi numeri, i prefissi non si possono fare. Cioè, e direi che è una cosa molto intelligente e la vediamo noi come Codacons, abbiamo istituito un gruppo di studio apposta come difesa contro il gioco elettronico, perché è male il gioco, ma comunque ancora diciamo, consoliamoci col fatto che procura qualche entrata allo Stato, ma che poi si vadano a buttare via questi soldi sul mercato mondiale, planetario di Internet, e dove non solo non ci sono entrate per lo Stato, che questo poi è una contraddizione in termini enorme, quindi non voglio aprire questa ferita. Non apriamo questa piaga drammatica. Non apriamo questa porta due, ma anche c'è il fatto che non c'è nessuna garanzia al consumatore di gioco, chiamiamolo per un attimo con rispetto, che le probabilità di vincita facciano parte di un gioco equo. Quindi quando io vado su internet non so che mi trovo davanti, non so quanta gente vince. Insomma, ecco. Quindi non ci sono controlli, non ci sono verifiche. Assolutamente no. Assolutamente. Questa quindi è un'uscita, bisogna sempre ricordarlo, sottolinearlo, perché tante volte quando non si parla tanto di questo sembra che non ci sia più problema, in realtà il problema esiste e sta aumentando, e voi lo state anche monitorando con altre associazioni consumatori, cercate di sensibilizzare. Come Codacons l'anno scorso il nostro congresso nazionale aveva proprio per tema la ludopatia e tutti i relatori erano coinvolti professionalmente o scientificamente su questo tema. Ecco, se ne occupano anche l'USL, per cui è una patologia già identificata. Come altre grandi uscite, così dovute a leggerezza familiare che però provoca degli sconquassi nell'ambito dell'economia, che cosa vi risulta sulla vostra esperienza o che avete messo al centro dell'attenzione? Beh, gli acquisti compulsivi, che servono anche quasi per coccolarsi. Il dramma, cioè la gente non ricorda o non vuole ricordare che una grande fetta di responsabilità in questa crisi planetaria è dovuta al fatto che in America, alcuni anni fa, si è scoperto che la gente si era già speso 1 o 2 anni dei propri redditi futuri con le carte di credito. Con le carte di finanziamenti. Quindi questa impossibilità poi da parte del sistema finanziario di recuperare questi soldi ha contribuito a generare la crisi, e noi, resto del pianeta, ci troviamo a vedere spalmati i debiti che hanno contratto i consumatori americani. I famosi finanziamenti. Pronto? 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 Sì, buongiorno signora, dove chiama? Parlo da Crocetta del Montello, sono Adriana. Sì, signora Adriana, prego. Adesso mi sembra che il signore sta un po' sorridendo su questo discorso del gioco d'azzardo. Vorrei dire, signore, che probabilmente ne è corrente, che ci sono anche certe malattie e certi medicinali che inducono a questo gioco. Non so se ne siete al corrente o se vi devo elencare qualcosa. Cioè prenderla proprio così, come con un sorriso. Ci sono persone che invece sono drammaticamente, sanno che è una cosa, però è un disturbo compulsivo dovuto anche a medicinali che vengono presi con certi tipi di malattie. Non so, basta così, signore? Deve domandare qualcosa alla signora? Resti in linea. No, io volevo solo eventualmente scusarmi perché spesso la mia gestualità facciale induce a credere che io voglia sottovalutare il problema. No, io a volte voglio porre l'accento non tanto sulla tragedia che le persone vivono e sulle cause che possono portare a questo, ma cercare attraverso il mio modo di esprimermi, proprio anche dal punto di vista facciale, di far capire che c'è tanta gente in giro furba, che c'è tanta gente in giro disonesta, che c'è tanta gente in giro scorretta, che si veste di serietà, si veste di verità e poi alla fine sono quelli che poi provocano queste situazioni. Allora, riguardo poi ai farmaci, sicuramente ci sono delle
situazioni per cui tu curi drammatiche, molto drammatiche, signore. Sì, lo so, ma noi stiamo lottando positivamente, cioè fatta la premessa che stiamo cercando di dare il nostro contributo a risolvere il problema, io penso che siamo dalla stessa parte, signora. Poi chi lo fa in un modo, chi lo fa in un altro, l'importante è che abbiamo lo stesso obiettivo. Sicuramente sì, ma quelli che sono indotti da certi tipi di medicinale, cioè probabilmente c'è una certa anche predisposizione, ma poi sono anche, sa che drammatico che è per una persona che si accorge di aver giocato, no guardi, è meglio che lo lasciamo perdere, perché forse entrerei in discorsi un po' troppo drammatici, ecco, grazie. Comunque grazie signora della sua testimonianza, grazie molte. Farmaci che inducono a... voi avete compreso cosa intendeva dire la signora? Sì. Però se vogliamo fare un discorso statistico è una minoranza, cioè è veramente una minoranza, ed è pericoloso attribuire ai farmaci come unica causa o principale causa di una patologia, perché questo da un punto di vista psicologico potrebbe creare anche degli alibi da parte di alcuni soggetti, i quali invece che fare affidamento sul contributo, sull'aiuto del terapeuta, della famiglia, eccetera, si rassegnano attribuendo la responsabilità della loro patologia al farmaco. Sicuramente c'è, però bisognerebbe vedere volta per volta e analizzare, e qui ci vuole preparazione. Nel caso della signora che sembra che abbia vissuto molto da vicino questa situazione, che consiglio sente di dare? Ci vuole un supporto esterno? Assolutamente sì, assolutamente. È una malattia, è una patologia, quindi ci vuole qualcuno che sappia curare questo tipo di patologia. Questo è molto importante, insomma, che non fare da soli. E non affidandosi esclusivamente ai farmaci, ma che ci sia un percorso anche di carattere psicologico o psicanalitico, insomma, in maniera tale da sostituire eventualmente il farmaco, certo, rispetto alla lotta che uno sta facendo. No, ma la cosa, io ho visto queste persone anche osservate più volte, è capitato, entrano in una sorta di paralisi, cioè proprio di ipnosi davanti a questo aggeggio che continua a girare, per cui secondo me sono delle cose... Ma io ho visto gente mettere i gettoni, girare le manopole, sì, e guardare il soffitto. Sì, no, ma è una cosa prego. Sì, no, se posso intervenire. Sì, assolutamente. Siamo, appunto, la nostra associazione è divisa proprio da... sia consulenti, diciamo, più economici, che appunto anche psicologi che cercano di supportare anche su questo lato i problemi della famiglia. Quindi prima di arrivare alla patologia può esserci un indirizzo da parte nostra in ambito economico, come poter gestire bene i propri fondi, i propri stipendi, anche scegliendo il finanziamento giusto e studiando le varie possibilità anche contrattualistiche che ci sono e che non tutti hanno presente. Quindi come prima fase il consiglio e il supporto che possiamo dare alla famiglia è sì, non lasciare perdere questo fattore, ma farci consigliare anche da questa nostra nuova figura che può essere il consulente della famiglia. Invece nelle situazioni in cui si arriva a una patologia, riferirsi appunto agli psicologi e agli psichiatri che possono senza aiutare, vergogna, ecco, è importante, con un dialogo anche, cioè, affrontando il problema, perché è un problema vero e proprio. Ecco, lei è molto giovane, ci sono anche parecchi giovani, oppure è più un trend, come si diceva, femminile anziano? Peraltro abbiamo visto anche una chiamata che... Ma allora, secondo me, allora sì, gli anziani hanno diciamo una modalità nel gioco più tradizionale, quindi si possono ritrovare nei bar o nei casinò. Invece probabilmente la figura del giovane adesso ha più rischi nel mondo della rete. Più nella rete, senza i ragazzini anche che magari accedono a... Sì, perché si vedono di fronte alla possibilità di poter guadagnare cifre più invitanti stando da casa
E questo, ecco, diciamo che è uno scenario nuovo da tenere in considerazione. Assolutamente. Come commercialista, quanto può andare a incidere questo primo problema che viene iniziato in un bilancio familiare? Beh, questa è una bella E soprattutto, domanda. e come in una famiglia, magari c'è chi ci ascolta, gli viene il sospetto, il dubbio che il nonno, anziché il genitore, si dedica a questo, poter verificare, accertare senza fare il cane da guardia, insomma. Beh, allora, qui entriamo secondo me in un argomento delicato che credo sia anche stato il punto di partenza del progetto sia di consulente alla famiglia originario sia più specifico adesso di Facciamo i Conti. Perché in realtà c'è stata la sensazione che le famiglie, soprattutto adesso dove il problema si è fatto più evidente, abbiano qualche problema un po' per cultura, un po' per mentalità, un po' perché una volta forse il problema era meno, diciamo, evidente, a gestire, chiamiamolo così, i propri risparmi. L'italiano medio è sempre stato, così dicono le statistiche, un risparmiatore. Il problema è che per risparmiare bisogna avere un reddito oltre alle spese, e questo periodo dove i redditi purtroppo in molte famiglie cominciano ad essere sempre minori, quando addirittura non mancano, almeno per periodi più o meno limitati dovuti alla crisi, ci vorrebbe sicuramente una più attenzione alle spese. Cosa che, ripeto, molti non ne sono mai stati abituati ad affrontare come problema, e quindi in questo momento quello che noi, il messaggio che stiamo, diciamo, tra virgolette, cercando di trasferire è: attenti a come spendete i vostri soldi, attenti sia in quantità, quindi come importi, ma anche come in qualità. Nello specifico posso fare un esempio. Io vorrei, facciamo esempi. un esempio banale potrebbe essere: quante persone ricevono l'estratto conto bancario mensile e lo guardano e lo aprono. Io potrei dire, ho casi... Mi dà ansia. Tornando su... Io mi ha fatto ridere, non so, l'altro apre. giorno che sentivo, non mi ricordo chi, che ha detto che una persona che è andata a aprire un cassetto di, non so se il papà o lo zio, una persona comunque di famiglia, ma non... Certo. E si è venuto, ha aperto il cassetto e sono saltate fuori dal cassetto una quantità di cartelle Equitalia impressionante. Ed è rimasta sconvolta. La persona le riceveva fiduciosa che questo non avrebbe creato problemi, li lasciava là, neanche li apriva e se ne disinteressava. Probabilmente non aveva paura di avere delle conseguenze, ma questo è un caso emblematico. Sì. Quello è ancora più emblematico. Però, ripeto, la gestione... Io sono abituato a gestire, per esempio, le aziende. Nelle aziende ovviamente il problema è un po' diverso, però anche già nelle aziende molte volte è il commercialista che dà delle informazioni, chiede delle cose, a volte si sente dire come, cosa? Perché neanche l'azienda, soprattutto quelle più piccole, diciamo, meno strutturate, molte volte fanno fatica. Cioè, il commento è: o lavoro o tengo i conti. Il commercialista serve per tenere i conti, all'azienda molte volte scopre delle cose che neanche l'imprenditore sa. Nelle famiglie credo che questo problema, ripeto, sia ancora più sentito. Tra la mania, non so, di cominciare a aprire un conto corrente di qua, poi cambiare un conto corrente di là, oppure avere 2, 3, 4 linee telefoniche quando, faccio un esempio banale, ne basterebbe una. Bisognerebbe che le famiglie, ripeto, sapendo che comunque più di tanto ormai non si può guadagnare, perché comunque anche se ho dei soldi, poi dove li investo? Poi li investo e siamo sicuri di avere dei rendimenti extra nel futuro, o rischio magari, ma questo è un altro argomento, di perderli. Per cui è plafonata su un certo importo di entrate mensili, quindi l'unica variabile su cui può giocare il suo futuro, il suo risparmio, anche a breve o più lungo termine, è sulle spese. Quindi Facciamo i Conti serve per cominciare a dire alle persone: va bene, potete farlo voi, noi non interessa entrare nel vostro dettaglio particolare, perché sono cose private, poi c'è, insomma, la privacy, ci sono 50.000 motivi, però cominciare a dirgli: cominciate a verificare cosa pagate intanto, come lo pagate, perché ci sono innumerevoli casi di cose che si stanno pagando, potrebbero essere sostituite da altre meno costose, oppure cose in cui qualcuno sta praticamente un po' approfittando della situazione. Casi come Kodak ce ne vedono moltissimi,
da €1 qui, €1 là, €1 da un'altra parte, però comincia poi in un mese, in un anno, in 2 anni, in 3 anni, cominciano ad essere cifre significative. Lo so, è difficile perché ci vuole tempo, a volte ci vuole un po' di cultura, noi cerchiamo di dare una mano per quanto possibile, facciamo i conti, serve per dire cominciate a fare questi conti, noi possiamo darvi una mano sulle cose più complicate, possiamo darvi una metodologia, il consulente familiare che è stato istruito, tra virgolette, per dare questo servizio, serve proprio per questo. Torniamo su questi argomenti, poi se anche voi avete da fare degli interventi approfittatene dei nostri esperti, andiamo in pubblicità, pochi secondi.